Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di lunedì 7 aprile. Vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, i titoli, gli argomenti, le questioni principali, partendo dal Corriere della Sera che punta su due questioni. Il taglio della spesa pubblica, un piano in due tempi, ne parla il vice ministro Enrico Morando. Operazioni straordinarie nel 2014, strutturali entro il 2016, sforbiciate sulla motorizzazione e sui consorzi. Il vice ministro all'economia Morando spiega che le operazioni quest'anno saranno straordinarie, ma diventeranno strutturali entro il 2016. L'altra questione, Forza Italia divisa sul patto con Renzi, ultimatum del governo a Berlusconi. Sulle riforme Forza Italia è divisa sulle linee da tenere con la maggioranza. Il governo, se Berlusconi si sottrae all'accordo con Renzi, il patto del Nazareno cosiddetto, il governo lancia un avvertimento tramite il ministro Boschi: se Forza Italia si sfila dall'accordo, i numeri per andare avanti ci sono comunque. Poi c'è la questione del voto in India, il voto lungo un mese, suggerimento implicito forse per la riforma della legge elettorale. L'India al voto per la svolta, le elezioni dureranno fino al 12 maggio. Dopo 10 anni di coalizione, il partito del congresso, gestito dall'indipendenza del 1947 dalla dinastia Nehru-Gandhi, scivola verso una sconfitta storica. Il favorito Modi punta su per vincere su valori e crescita. Poi c'è il tennis, in prima pagina sul Corriere della Sera, Coppa Davis, Italia in semifinale dopo 16 anni, impresa degli azzurri del tennis, battuta la Gran Bretagna 3-2 a Napoli. E per quanto concerne la politica interna, dà ampio spazio il Corriere alla manifestazione della Lega a Verona. Lega pienone in piazza per i secessionisti veneti, fuori o li liberiamo noi. A Verona la protesta per i patrioti, Salvini carica i militanti e sul palco si rivede Bossi. Il recupero nei sondaggi è confermato dalla partecipazione della base, un buon segnale per le europee, scrive il Corriere della Sera. L'annuncio del segretario Salvini: noi siamo pacifici ma non fessi, pronti a manifestare davanti alla galera. E Maroni ha annunciato di non volersi ricandidare alla presidenza della Lombardia. Ora largo ai giovani, dice il presidente lombardo. Vediamo anche la prima pagina, però il primo piano, anzi, del quotidiano nazionale. Anche qui Italia la spesa pubblica, la scure sull'ACI, sui consorzi, sulle società. Non ci sono santuari, dice il governo. Il piano viene ribattezzato Sforbicia Italia. Via anche le camere di commercio. Stop alla selva di società di servizi gestite dagli enti locali, 4.800 società e 26.000 componenti di consigli di amministrazione, le motorizzazioni, la struttura dell'ACI, l'Agenzia delle Entrate, le strutture statali saranno alleggerite, le camere di commercio, il CNEL verrà abolito, nessuna retromarcia, e poi la storia degli enti inutili che da tanti anni viene narrata. Il primo piano anche del quotidiano nazionale è dedicato alla Lega in piazza per i Serenissimi. Salvini fuori o li liberiamo noi, in 3.000 a Verona. Tra folklore e ironia la carriola diventa tanco. Lo Stato si inventa lo svuotacarceri ma spende milioni, dice Salvini, per un'inchiesta che porta alla luce una ruspa spara supposte. Vediamo anche la prima pagina di Repubblica. Anche qui il tema dominante è quello della spesa pubblica da tagliare, 1 miliardo di sprechi. Repubblica si concentra sugli immobili di Stato. Ecco tutti i conti sugli immobili dello Stato. E sulle riforme l'ipotesi B del governo Renzi: aprire a ex grillini e Sinistra Ecologia e Libertà. Ma il primo piano è tutto dedicato agli immobili, le case e i palazzi di Stato. Lo Stato ha case per 281 miliardi, scrivono Federico Fubini e Roberto Mania su Repubblica, e paga 1 miliardo in affitti. Ecco gli sprechi di Stato. Nel patrimonio pubblico, palazzi, caserme, chiese, mancano trasparenza e gestione redditizia. L'altro argomento in primo piano nei titoli di apertura di Repubblica: la Lega, fuori i secessionisti o occupiamo le prefetture. Il servizio alle pagine 10 e 11. L'ira della Lega in piazza, racconta l'inviato Rodolfo Sala: liberate i secessionisti o li facciamo uscire noi. La minaccia di Salvini è lo striscione: arrestateci tutti. Manca la bandiera del Veneto e Zaia
attacca il prefetto. Anche Bossi alla manifestazione di Verona, abbiamo risvegliato la Padania. Con l'intervista a Massimo Cacciari, ormai gridano e basta. I dirigenti si illudono di rinsaldare lo zoccolo duro rispolverando vecchie parole d'ordine, ma ormai non li segue più nessuno. L'altro commento in prima pagina è quello di Gad Lerner, settimana scorsa ospite a Radio Padania con il professor Borghi Aquilini, partendo dalle questioni dell'euro. Il capitan fracassa che insegue Le Pen, questa è la definizione che Gad Lerner dà di Salvini, camuffato da indipendentista veneto con tanto di leone di San Marco annodato al collo. Salvini riesuma un classico della commedia dell'arte, il capitano Rodomonte spaventa, detto capitan fracassa, da non confondersi con la milanesissima creatura di Edoardo Ferravilla, il Tecuppa, che pure lui va in giro per le strade alternando imprecazioni e improbabili minacce. La Repubblica ha spazio in prima pagina anche per il piano di alleanza all'Italia Etihad, o meglio Etihad si compra all'Italia. Etihad punta su all'Italia per diventare uno dei big globali del trasporto aereo e sfidare Lufthansa, la compagnia tedesca, sul suo stesso terreno. L'alleanza con gli italiani può permettere alla ricchissima compagnia di Abu Dhabi di espandersi rapidamente. E poi c'è un servizio messo in prima pagina su Repubblica sui nomi che cambiano. Non possiamo più chiamarci Mario. I nomi che vengono scelti per i neonati, la scomparsa del signor Mario, i nomi che si sono estinti, Domenico, Luciano, Rita non sono più di moda, ma neanche Manuel e Asia. Per le bimbe trionfa Sofia che strappa il primo posto a Giulia, per i maschi Francesco. Sempre dalle prime pagine vediamo anche la Stampa. La Stampa si focalizza per quanto concerne la questione del giorno, secondo i quotidiani italiani, ovvero il taglio alla spesa pubblica, sulla stretta alle municipalizzate, alle società dei comuni. Oggi il Premier vede il Ministro dell'Economia Padoan e il Commissario alla Spending Review al taglio di spesa Cottarelli. Colpiamo i santuari della pubblica amministrazione. E per quanto concerne le candidature, l'ex calciatore Marco Tardelli sarà tra i candidati del Partito Democratico per il Parlamento europeo, mentre la ministra Boschi dice sul Senato andiamo avanti anche senza Forza Italia, e Berlusconi noi sull'Aventino. Il dossier della Stampa sulle 80.000 poltrone comunali, dai casinò ai campeggi, una fabbrica di incarichi. Gli affari dei comuni, nel mirino del quotidiano torinese, valgono 80 miliardi, valgono 80.000 poltrone, gli affari dei comuni, scrive la Stampa. Acqua ed elettricità, ma anche casinò e campeggi. Le imprese controllate dagli enti locali sono migliaia, la metà delle quali perde soldi. Quali perdono soldi e dove? Sarebbe interessante anche precisare. Comunque producono anche tanti incarichi, 24.000 consiglieri, 56.000 revisori e consulenti. E sempre dal primo piano della Stampa di oggi, par di capire che secondo il quotidiano torinese i tagli saranno sui comuni, tanto per cambiare, e sulle municipalizzate. Ma c'è anche il voto in Ungheria, boom delle destre, Orban confermato premier, cresce il partito xenofobo Jobbik, le destre fanno il pieno di voti, stravince il premier conservatore Orban. Secondo le proiezioni il partito del premier avrà il 48%, gli xenofobi di Jobbik, partito di destra, salgono al 20%, flop della sinistra. La coalizione formata da socialisti, verdi e liberali ha recuperato pochissimi voti, forse il 25%, con un'intervista della Stampa al candidato dei popolari alla guida della Commissione europea dopo Barroso, Jean-Claude Juncker. Con gli euroscettici dobbiamo imparare a dialogare, dice il candidato del Partito Popolare Europeo alla Commissione. Per gli eurobond non ci sono le condizioni per il lancio di obbligazioni targate Unione Europea, di titoli di Stato, insomma, europei. E sempre dal primo piano della Stampa, ecco perché la sfida di Putin aiuta l'Europa, la riflessione di Marta Dassù, già presidente di Aspen Italia e vice ministra agli esteri nel governo Monti, e prima ancora nella fondazione di Massimo D'Alema. L'articolo di fondo della Stampa è firmato da Fabio Martini sul piano B del governo sulle riforme. Renzi non teme nemmeno il referendum. Se non ci sono i numeri previsti dalla Costituzione per approvare le riforme costituzionali di 2/3 senza andare al referendum, si faccia pure il referendum, dice Renzi. E poi c'è una sorta di lettera scritta da Luca Ricolfi al premier Matteo Renzi, una storia esemplare. Caro Matteo,
È la burocrazia il vero nemico. Questo non è un articolo sul governo, ma una riflessione sui suoi nemici, scrive Ricolfi, anzi su un nemico, forse il nemico numero uno di chiunque voglia cambiare le cose in Italia, la pubblica amministrazione. Poi vedremo meglio cosa racconta Luca Ricolfi. Il nemico numero uno dell'Italia è la burocrazia, una lettera aperta di Ricolfi al Premier, costi alti, procedure tortuose, errori e ritardi, chi vuol cambiare le cose deve partire dalla pubblica amministrazione. E infine, foto in prima pagina sulla Stampa, il Papa ai balconi della Magliana, il Papa nella periferia romana, la Magliana di romanzo criminale, bisogna uscire dalle zone morte del cuore, ha detto il pontefice, migliaia di persone hanno accolto Francesco alla Magliana. Il pontefice ha regalato il Vangelo ai parrocchiani, scrive la Stampa. Vediamo anche l'apertura del giornale. Un piano blocca Berlusconi, l'assalto giudiziario, titola il giornale, basta a comizi e incontri politici e così il Tribunale di Milano si prepara a fermare il capo dell'opposizione. L'anticipazione su quello che deciderà il Tribunale di Milano tra pochi giorni, il 10 di aprile, per Silvio Berlusconi in applicazione della pena alla quale è stato condannato. L'anticipazione del cronista giudiziario del giornale Luca Fazzo, stop a viaggi e comizi, ecco come fermeranno il capo dell'opposizione, gli scenari plausibili in vista della decisione del Tribunale. Per Berlusconi divieto di lasciare la regione e orari limitati, non dovrà frequentare pregiudicati, dovrà agevolare tutti i controlli da parte delle forze dell'ordine, dovrà richiedere almeno 3 mesi prima ogni modifica delle prescrizioni del giudice. Gli spostamenti fuori dal territorio per motivi di salute o familiari dovranno essere autorizzati dal direttore dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna. In caso di affidamento ai servizi sociali non potrà compiere viaggi notturni né uscire dai confini della regione dove sconterà la pena. Nel frattempo Berlusconi dà la linea all'esercito di Forza Italia. Buona rivoluzione, ha detto Berlusconi telefonando a una convention romana e rilanciando il presidenzialismo, il capo dello Stato scelto dai cittadini. E basta coi governi non eletti dal popolo, dice ancora Berlusconi. Il commento di Vittorio Feltri in prima pagina, l'editoriale. No Silvio, no riforme, il governo al bivio. Sulle riforme ciascuno la pensa come crede, ad alcuni piacciono, ad altri no, quelle ideate da Renzi e concordate con Berlusconi, ma il vero problema è che difficilmente potranno essere realizzate, scrive Feltri. Solo gli ingenui si illudono che il sistema istituzionale sia sul punto di rinnovarsi. Mentre con 1.000 miliardi, sostiene Renato Brunetta, sempre in prima pagina sul giornale, Draghi salverà l'Europa dall'Unione Europea. Ancora una volta Draghi salva l'Europa dall'Europa, sostiene Renato Brunetta. 1.000 miliardi di Draghi salveranno l'Europa. Il governatore della BCE è l'ultimo Super Mario rimasto contro l'egoismo tedesco. Con le misure decise per fronteggiare la bassa inflazione ha rimediato all'immobilismo di Bruxelles. E sempre in primo piano sul giornale, Poletti, il comunista liberista che fa infuriare i sindacati, il ministro del lavoro e numero uno delle cooperative cosiddette rosse, Giuliano Poletti. Al ministro del lavoro tocca l'onere di applicare le aride ricette economiche renziane, scrive Giancarlo Perna sul giornale. È stato presidente della Coop, colosso rosso, contestato anche a sinistra per le paghe misere. Da giovane ha giocato a pallamano, querelò Berlusconi che parlò di connivenza tra le Coop e la Camorra. E poi c'è la Lega che scarcera i Serenissimi in prima pagina sul giornale, la manifestazione di Verona, fuori subito o li liberiamo noi, sintetizza il giornale. Il carroccio in piazza a Verona, a fianco degli indipendentisti arrestati, Salvini, occupiamo le prefetture, via la bandiera veneta e Zaia tuona. Un'inchiesta flop, dice il segretario Salvini, altro che tanco, spesi milioni per trovare una ruspa. C'è un commento su questa questione in prima pagina sul giornale a firma di Magdi Cristiano Allam. Quanti italiani esasperati dallo Stato, non solo autonomisti. Chi ci governa è consapevole che la maggioranza degli italiani ce l'ha a morte con lo Stato? Sa che la reazione più diffusa di coloro che producono, lavorano, sono disoccupati o pensionati è non ce la facciamo più? Tutti coloro che a vario titolo hanno compiti di responsabilità nella pubblica amministrazione hanno presente che quasi più nessuno crede in questo Stato?
percepito in modo netto come ladrone, corrotto, inefficiente, arbitrario, ingiusto, vessatorio e perfino un tutt'uno con la mafia? Tutti i politici che denunciano ciò che non va e che predicano le riforme si rendono conto che nessun cambiamento sarà possibile fintanto che persiste il discredito assoluto nei confronti dello Stato? Se quasi nessuno in Veneto crede al fatto che gli arrestati tra gli indipendentisti veneti stessero tramando un attentato e rappresenterebbero una minaccia all'ordine pubblico, si deve principalmente al fatto che nessuno crede nello Stato e nella magistratura. In un momento in cui le imprese sane e creditrici sono condannate a morire perché non hanno i soldi per pagare le tasse, in un contesto in cui il principale debitore insolvente è lo Stato, è del tutto comprensibile che lo Stato venga individuato come nemico numero uno da imprenditori, lavoratori e famiglie. A proposito poi di Lega, c'è anche da segnalare sempre sul Quotidiano Nazionale un'intervista alla sondaggista di Berlusconi, Alessandra Ghisleri. Silvio, ascolti i no euro. Il 70% degli italiani oscilla tra critica all'Europa e volontà di uscire dall'euro. Ai gazebo della Lega file lunghissime, dice la sondaggista, la dottoressa Alessandra Ghisleri, sondaggista di fiducia di Berlusconi, che consiglia a Berlusconi di ascoltare i no euro. Mentre dal giornale passiamo alla prima pagina dell'Unità. Qui c'è un altro intendimento governativo, quello di aiutare i redditi bassi. Il Premier lavora al DEF, cioè il documento di economia e finanza, che va sottoposto a Bruxelles all'esame della Commissione europea. Ipotesi di tagli ai contributi INPS per benefici anche ai più poveri. Tensioni sulle riforme, la solita storia. Pressing di Berlusconi per un incontro con Renzi. In che modo si punta ad aiutare anche i redditi bassi, come titola l'Unità in prima pagina? Con il cuneo fiscale, intanto, opzione aperta per gli 80 euro in busta paga tra sgravi IRPEF e taglio dei contributi INPS. Tecnici e politici al lavoro a poche ore dal varo del DEF, il documento di economia e di finanza atteso in Consiglio dei Ministri domani. Si parla anche di sconto IRAP, 5% nel 2014, 10% l'anno prossimo. I capitoli più importanti del DEF, il documento di economia e finanza, sono pronti, scrive l'Unità, ma una raffica di incontri dovrà chiudere le partite più importanti. Ieri sera summit tra Renzi e il suo braccio destro Del Rio, stamane incontro conclusivo con Padoan e Cottarelli. Molte tessere del puzzle sono al loro posto, scrive Bianca Di Giovanni sull'Unità. Altre sono difficili da sistemare e resteranno in bilico. Fino all'ultimo c'è attesa sul capitolo che Renzi considera centrale, quegli 80 euro in busta paga promessi a 10 milioni di lavoratori dipendenti. Dal Ministero del Tesoro fanno sapere che saranno reperite tutte le risorse necessarie, 6,6 miliardi, che su base annua fanno 10 miliardi. Niente revisioni al ribasso, come qualche indiscrezione di stampa che parlava di 5 miliardi di euro. Resterebbe però in piedi l'ipotesi di un mini sconto per le imprese quest'anno. Il rebus da sciogliere è il modo in cui lo sconto degli 80 euro in più, insomma, arriverà in busta paga. Il Ministero del Tesoro sta lavorando all'aumento della detrazione IRPEF da lavoro dipendente dagli attuali 1.880 a 2.400 euro. Ma a Palazzo Chigi non si rinuncia a ipotizzare lo sgravio contributivo. Il motivo è semplice. Lo sconto sui contributi INPS riguarderebbe anche i cosiddetti incapienti, cioè coloro che guadagnano tanto poco da non pagare le tasse. Una platea di 4 milioni tra dipendenti e assimilati, cioè tutti quegli atipici che hanno redditi sotto la soglia degli 8.000 euro annui. Se si optasse per questa strada, il picco massimo si raggiungerebbe intorno a redditi di 11.000 euro e proseguirebbe fino a 15.000 per tornare a diminuire fino ai 25.000 euro annui. Insomma, ancora non è chiaro come verrà realizzata la promessa dei famosi 80 euro. In prima pagina ancora sull'Unità, oltre alla candidatura di Marco Tardelli alle europee per il Partito Democratico, dall'urlo dei mondiali alla sfida con il Partito Democratico, l'urlo di Tardelli si fa europeo, titola l'Unità. Campione del mondo di calcio con la nazionale dell'82, prossimo candidato nelle liste del PD in Europa. Indimenticabile la sua esultanza dopo la rete nel 1982, che insomma è un bel curriculum politicamente parlando. Mentre sempre a proposito di
candidati, la figlia del giudice ucciso in lista con il Partito Democratico, stiamo parlando di Caterina Chinnici, figlia del magistrato assassinato dalla mafia nell'83, col PD in Europa per la legalità, dice la figlia del magistrato assassinato nell'83. Basta piangersi addosso, è il momento di darsi da fare. Voglio impegnarmi anzitutto per i siciliani, dice Caterina Chinnici, e sempre dalla prima pagina dell'Unità, Lega in piazza difende i carri armati, manifestazione di 1 migliaio di persone a Verona con Salvini e Bossi, o scarcerano gli arrestati o andremo a prenderceli da soli. Zaia, il Veneto ci chiede l'indipendenza. Anche Zaia alla manifestazione, scrive l'Unità. In prima pagina poi sull'Unità, vince Orban, i neonazi non sfondano, in Ungheria il partito del premier populista al 48%, l'opposizione di centro-sinistra al 27%, il partito di destra Jobbik si ferma al 18%. Il commento di Paolo Soldini, il sonno dell'Europa genera mostri, un mostro è Fidesz, il partito di Viktor Orban, che ha vinto le elezioni in Ungheria sulla base di una politica ultranazionalistica e autoritaria sul piano interno. Oggi c'è un abisso tra la ragion d'essere dell'Unione Europea e i comportamenti concreti. Alla freddezza sociale fa riscontro una colpevole insensibilità verso i diritti e doveri della democrazia. L'altro commento in prima pagina sull'Unità è quello dell'ex assessore al bilancio del Comune di Napoli, Riccardo Realfonso. Perfino Alesina e Giavazzi cedono. L'editoriale di ieri sul Corriere della Sera, sforare il 3% nel rapporto deficit-PIL si può, scrivono Alesina e Giavazzi, che erano i due economisti sostenitori della teoria dell'austerità, e adesso anche loro invece dicono che si può. Si può a condizione che si taglino di 50 miliardi le tasse, scrivevano ieri Giavazzi e Alesina, e si prometta entro 2 anni di coprire comunque con tagli di spesa il taglio delle tasse di 50 miliardi, una botta secca di taglio alle tasse per far riprendere l'economia. Ma vediamo il Fatto Quotidiano del lunedì. Piccola Lega, voce grossa, liberateli o facciamo noi, insulti e minacce alla manifestazione indipendentista, Salvini e Bossi cavalcano la protesta, così in prima pagina. Poi c'è un'altra questione, terzo valico come la Valsusa, buttano 6 miliardi e 200 milioni, grandi opere, botte e proteste contro la galleria voluta dal centrodestra, centrosinistra e dalle banche. Sta per scoppiare il bubbone dell'altro TAV. Terzo valico come Valsusa, la tratta ferroviaria Piemonte-Liguria costerà oltre 6 miliardi, sono iniziate le proteste. Ma il titolo principale del Fatto Quotidiano del lunedì è il seguente: credete ai miracoli? Un viaggio nell'ufficio del Vaticano che esamina le guarigioni prodigiose, le storie di chi racconta di avere sconfitto mali incurabili grazie a Madre Teresa o a Giovanni Paolo II. In 30 anni 500 i casi sottoposti ai detective sulle tracce di Dio. Ecco i segreti del loro lavoro. Il 64% degli italiani ci crede ai miracoli, e questo spiega anche la popolarità dei governi che miracoli promettono. Ad ogni modo la crisi alimenta la fede, ma anche l'industria della speranza, scrive il Fatto Quotidiano del lunedì. Il secolo XIX di Genova invece in taglio alto presenta la cronaca, ma il titolo d'apertura è dedicato all'IRAP, un taglio soltanto a metà. Copertura a rischio per il taglio dell'IRAP, una delle tasse più odiate da chi fa impresa e da chi lavora, il 5% di sgravi quest'anno, il resto nel 2015. Confermati gli 80 euro in più in busta paga, anche se ancora non si sa come. Copertura a rischio e taglio IRAP a metà. E poi c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo, una supervigilessa, la supervigilessa di Renzi quando era sindaco a Firenze è in corsa per le riforme. Una supervigilessa a Palazzo Chigi, comandante della polizia municipale, cioè capo dei vigili a Firenze, il premier vuole Antonella Manzione a capo dell'ufficio legislativo. Rifiutò di togliere una multa come le aveva chiesto il sindaco del PDL di Pietrasanta. Per stima e amicizia personale, l'ex sindaco e il fratello sottosegretario. Mancano diverse qualifiche, ma il premier proverà a forzare la mano per averla con sé. Antonella Manzione, già capo dei vigili a Firenze. Il sottosegretario Del Rio aveva pregato il capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, Carlo Deodato, un giudice amministrativo voluto da Letta, di rimanere sulla sua poltrona, e invece no. Nel suo ufficio a Palazzo Chigi
in pratica a capo dell'ufficio legislativo del Premier, nel suo ufficio i funzionari si girano i pollici. I provvedimenti del governo inviati al loro esame si contano sulle dita di una mano. Nella scelta di chi dovrà occupare il ruolo chiave, cerniera con gli altri ministeri, responsabile delle istruttorie di ogni documento che andrà in Consiglio dei Ministri, ha avuto la meglio l'ortodossia della rottamazione e così, salvo colpi di scena, a quella casella chiave a Palazzo Chigi, a capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, da qui a poco farà il suo debutto Antonella Manzione, cinquantenne avellinese, trapiantata in Toscana e soprattutto renziana di strettissimo rito, già capo dei vigili urbani fiorentini e city manager della città di Firenze. È stata dirigente nel Lucchese prima, nel 2002 a Pietrasanta è assurta agli onori delle cronache per il violento scontro col giovane sindaco di centrodestra Massimo Mallegni per una multa che il sindaco voleva annullata e la comandante dei vigili urbani no. Diventerà capo dell'ufficio legislativo a Palazzo Chigi. Poi c'è la cronaca, dicevamo, la questione delle baby prostitute e dei baby prostituti, con una novità in questo ramo, in questo settore, la ragazzina di 16 anni che vendeva il fidanzatino di 15 per festini porno con uomini. Studentessa di 16 anni finisce sotto inchiesta per sfruttamento. Diceva al fidanzatino: vai, fai sesso e poi dividiamo. Gli sviluppi dell'inchiesta della polizia postale sulla prostituzione minorile. E sempre sulla base della cronaca genovese, in questo caso strettamente genovese, meno esami e meno medicinali a Genova, adesso la crisi colpisce anche i bambini. Più visite al pronto soccorso del Gaslini, meno esami a pagamento, un taglio nell'acquisto delle medicine a pagamento e meno appuntamenti dal dentista. Benvenuti nella sanità al tempo della spending review e della crisi, che si abbatte anche sulle cure ai bambini, scrive Guido Filippi in prima pagina sul Secolo XIX. Lo confermano i numeri. L'anno scorso gli accessi al pronto soccorso del Gaslini sono stati 39.700, 1.100 in più del 2012, dato in controtendenza perché i grandi ospedali per adulti hanno fatto registrare un calo delle prestazioni di almeno il 15%, cioè ci si cura meno e si ricorre di più al pronto soccorso, per ovviare al fatto che così si cerca di spendere meno soldi. Infine la Lega sul carro dei separatisti, li liberiamo noi, titola il Secolo XIX in prima pagina. Assaliremo le carceri, Salvini serenissimi fuori dalle prigioni o li liberiamo noi. Il Carroccio punta al 5% dei voti, scrive il quotidiano genovese, con un'intervista a Gianluca Busato, il creatore, uno comunque dei creatori e degli organizzatori del comitato plebiscito.eu che ha tenuto il referendum anche online sull'indipendenza del Veneto. È il leader della rivolta, scrive il Secolo XIX di Genova, l'ideatore del referendum veneto. Gianluca Busato è la mente che ha aggiornato il software dell'indipendenza e lo ha adattato ai tempi del social network. Ha creato un comitato, poi un sito, plebiscito.eu, su cui c'è una sezione: apri un ufficio pubblico. In pochi giorni ne sono nati 65. Uniche condizioni: i responsabili non devono essere iscritti ad alcun partito o essere dipendenti dello Stato italiano per ovvio conflitto di interesse. Qualcosa a metà tra i meet-up di Grillo e i club di Forza Italia. Gianluca Busato sabato era a Cagliari a partecipare al Consiglio nazionale del Partito Sardo d'Azione, una delle tante tappe che lo impegneranno nel tour tra gli indipendentisti d'Italia. I sardi ci hanno invitati, dice Busato al Secolo XIX di Genova, perché anche loro vogliono preparare un referendum come il nostro. Così i siciliani e i friulani. Intorno alla causa del Veneto è nato un nuovo pensiero indipendentista moderno che unisce tutti i popoli oppressi dallo Stato italiano e lo fa attraverso la rete e le nuove tecnologie. Può bastare un referendum online per la secessione? Chiede il Secolo XIX. Abbiamo coniato il termine rivoluzione digitale, risponde Busato, perché il grande consenso che stiamo costruendo attorno alla causa dell'indipendentismo deve molto all'utilizzo della rete. Il referendum è nato da un comitato che poi è diventato piattaforma online, plebiscito.eu, punto di incontro e di avanguardia di questa rivoluzione che è digitale, ma viene da molto lontano.
Cosa rende questa battaglia diversa da quella di Bossi prima della svolta federalista? Oltre che con lo Stato e l'oppressione fiscale, noi abbiamo dovuto combattere contro il ripiegamento in retroguardia della Lega Nord, che aveva reso molto difficile parlare di indipendenza, dice Busato. Solo grazie all'innovazione tecnologica siamo riusciti a cambiare lo schema. Da quando nel 2007 è stato depenalizzato il reato di attentato all'integrità dell'unità d'Italia con mezzi pacifici, abbiamo scritto un manifesto e lanciato un appello a cui hanno risposto molti intellettuali, tra i primi un genovese, il professor Paolo Luca Bernardini. Il nostro indipendentismo va al di là delle ideologie della destra e della sinistra. Certamente ci sono somiglianze con Grillo, conclude l'animatore e fondatore, tra i fondatori della piattaforma plebiscito.eu in Veneto. Anche noi parliamo di democrazia diretta, utilizzo della rete per creare il cuore della vita pubblica nella Repubblica Veneta. Il Veneto poi è una regione che ha premiato il Movimento 5 Stelle e da un sondaggio l'elettorato grillino risulta orientato molto positivamente all'indipendenza. C'era un potenziale 72% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle che avrebbero votato sì al referendum. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina del Foglio. Perché Draghi vuole stampare 1.000 miliardi è il titolo che riassume gli articoli pubblicati su questo tema la scorsa settimana da vari quotidiani. Crollano i prezzi in tutta Europa, lo spettro della deflazione spaventa la BCE, la Banca Centrale Europea, che pensa di fare come la Fed, cioè la Banca Centrale Americana, acquistare tonnellate di bond, di obbligazioni, di titoli di Stato. Il pezzo di commento invece di Giuliano Ferrara, del direttore del Foglio, è dedicato a Berlusconi. Siccome voglio bene al Cavaliere, gli dico non fare cazzate. Berlusconi ha costruito se stesso e non un partito, non una coalizione durevole, non una classe dirigente, perché non si può far tutto nella vita. Chiedo a Berlusconi di riflettere seriamente sulla sua situazione, di mantenere il sangue freddo se può. Gli chiedo, alla luce dei fuori onda che lo vogliono disperato per la sua situazione personale e molto inquieto per i sondaggi che soffrirebbero dell'abbraccio mortale con Renzi, di considerare che la sua iscrizione nei libri della storia patria e della storia europea e mondiale è già fatta e se le prime righe le scriveranno i calunniatori e gli stolti, il libro sarà più generoso con lui e lo consacrerà in un tempo nemmeno troppo lungo per ciò che è stato, non per come lo descrivono i guardoni politici e giudiziari che ora lo tengono prigioniero. Molto però dipende dal suo comportamento in questi frangenti. Renzi non è un Bersani, uomo d'apparato molto convenzionale, storica espressione del fronte dei suoi avversari più accaniti. Renzi non è Monti, un titolato nominato che ha svolto un mandato anche utile nei primi 3 mesi del governo e poi è rovinato verso la stretta della politica di partito, sebbene anche lui, fino al momento in cui è caduto nel baratro, si fosse comportato con fair play verso Berlusconi. Renzi non è Enrico Letta. Dico anzi che la differenza tra Renzi e Berlusconi sta nel fatto che uno ha avviato la sua carriera riformatrice assumendo il caro Letta Gianni, e l'altro, più energico, ha avuto il bene di dare inizio alle danze con un calcio nel culo a un altro Letta, Enrico. Chissà se si vedrà la differenza. Renzi non è floscio e nato vecchio, è un po' piritollo, come dicono i miei amici di Catania che lo detestano. Ha ancora i calzoni corti, ma non gli mancano la verve, l'ambizione, una certa scaltrezza. Soprattutto, come ha notato lo stesso Berlusconi, che è l'uomo più penetrante e intuitivo da me mai conosciuto, ha la metà degli anni del suo competitor del centrodestra e non ha il partito dei magistrati, non ancora, in grado di ferirlo e umiliarlo. Il suo accreditamento è anzi oggi proporzionale ai risultati della campagna di sfascio della vecchia classe dirigente. La differenza decisiva è che Berlusconi, se non si fa di nuovo impappinare da una mediocre logica di partito e di liste, se impara a fregarsene delle percentuali di voto, specie non essendo lui in campo, è il mallevadore del rinnovamento generazionale, eccetera, eccetera. Insomma, stai tranquillo, non far cazzate, dice Giuliano Ferrara letteralmente a Berlusconi. Vediamo però anche i quotidiani economici e finanziari del lunedì. Italia Oggi 7 e Sole 24 Ore del lunedì. Italia Oggi 7 punta sul lavoro, la sfida decisiva. Il ministro Poletti annuncia un piano di controlli su Co e partite IVA. È la prima mossa per salvare la semplificazione dei contratti a termine dopo il veto dei sindacati.
Comincia la caccia al lavoro dipendente camuffato via una campagna di controlli rafforzati contro false collaborazioni e partite IVA. E in prima pagina invece sul Sole 24 Ore del lunedì c'è la questione degli studi di settore. I professionisti soggetti agli studi di settore chiedono al fisco aiuti più incisivi rispetto ai correttivi anticrisi appena annunciati. La contrazione dei compensi per il 2013 potrebbe essere molto superiore al meno 1,9% stimato in vista dei ritocchi agli studi di settore che dovrebbero coinvolgere circa 400.000 professionisti. Gli studi di settore sono uno strumento piuttosto rigido. Se tu in un anno di crisi fatturi meno di quello che ti chiede lo studio di settore, rischi di dover pagare anche se non hai fatto utili o se hai avuto una crisi pesante. Sono stati annunciati correttivi per venire incontro a questa crisi, appunto. Cioè, se io lavoro meno, posso anche aver guadagnato molto meno di quello che mi chiede lo studio di settore. A quel punto sono stati introdotti correttivi, ma troppo blandi, secondo i professionisti che sono soggetti a questi studi di settore, che dovrebbero coinvolgere circa 400.000 professionisti. Peraltro, il meccanismo di premio per chi è in linea con gli studi di settore ha escluso gli iscritti agli ordini nel 2012-2013. Le associazioni chiedono che gli studi di settore siano più capaci di fotografare le fasi di start-up di un'azienda, la nascita, i divari tra uomini e donne, i ritardi negli incassi. Ma c'è anche un capitolo dedicato dal Sole 24 Ore di oggi alle riforme istituzionali, in particolare il nuovo Senato, così l'iter delle leggi, con il nuovo Senato disegnato da Renzi, come si formeranno le leggi, una navetta parlamentare con 3 passaggi al massimo, tempi di discussione contingentati. Il nuovo Senato si presenta sulla carta in grado di far dimenticare le lungaggini e il ping pong tra Montecitorio e Palazzo Madama, capace di far lievitare articoli e commi. Futuro Senato sarà composto dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e fanno 21 più 21, presidenti di giunte regionali e sindaci di comuni capoluogo fanno 42, eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti 40, eletti dai sindaci in ciascuna regione altri 40, 2 per regione, e 21 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica, fa 143, più abbiamo i senatori a vita che entrano di diritto, totale 148. Mentre la spesa pubblica continua a correre senza freni, scrive il Sole 24 Ore del lunedì. La spesa di funzionamento della macchina pubblica non si ferma, nonostante le molte tappe della spending review negli ultimi anni. Nel 2013 le uscite effettive si sono rivelate superiori del 7,6% rispetto a 4 anni fa. L'aumento dell'ultimo anno si spiega solo in parte con lo sblocca debiti che ha fornito liquidità alle pubbliche amministrazioni per i pagamenti, tanto più che in alcuni comparti i consumi intermedi, cioè appunto le spese correnti di funzionamento, sono cresciute più del totale dei pagamenti sbloccati. Per trovare le risorse necessarie ai tagli IRPEF, nell'attuazione del DEF, documento di economia e finanza, il governo deve cambiare passo rispetto ai tentativi del passato. Infine chiudiamo con Repubblica, Affari e Finanza. Qui si dà l'annuncio che la stretta del credito è finita, il credit crunch non c'è più, ripartono i mutui, la stretta bancaria è finita, le banche lanciano segnali di svolta, scrive Repubblica, Affari e Finanza. C'è il commento di Marcello De Cecco, economista, sul fantasma della deflazione, mentre Alessandro De Nicola si esercita sul tema facce di bronzo, stipendi d'oro, la riforma della pubblica amministrazione che si adatta alla definizione che Winston Churchill diede dell'Unione Sovietica staliniana, un indovinello avvolto nel mistero dentro un enigma. Volenterosi ministri annunciano cambi epocali nella pubblica amministrazione e non si realizzano mai. Governi parsimoniosi tentano di abbattere stipendi record, ma alla fine soltanto 2 manager, Ciucci e Arcuri, hanno visto il loro compenso decurtato. Leggi, regolamenti, la sorveglianza della Corte Costituzionale hanno finora tenuto al riparo la burocrazia dai necessari cambiamenti, scrive Alessandro De Nicola su Repubblica, Affari e Finanza in primo piano. Eppure non ogni riforma è impossibile, soprattutto se basata su principi semplici e criteri applicativi generalizzati. Ad esempio,
Meritevole di attenzione la proposta di legge presentata dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera Boccia, deputato PD, che propone di procedere a tagli automatici di salario per tutti i dipendenti ad alto reddito della pubblica amministrazione in senso allargato. Segue commento della proposta, che rimarrà come proposta e quindi non ci perdiamo neanche troppo tempo. Mentre la Repubblica Affari e Finanza si occupa anche di Alitalia Etihad. I segreti dell'accordo, cerca di raccontarli Ettore Livini in prima pagina. Alitalia pronta al decollo, la svolta intercontinentale nel network degli Emiri. Alitalia pronta a varare un aumento di capitale riservato al nuovo partner Etihad, a cui andrà il 40% della compagnia italiana, che sarà radicata nella ragnatela di collegamenti mondiali del socio di Abu Dhabi con perno su Fiumicino, ovviamente. Infine, sempre dalla prima pagina di Repubblica Affari e Finanza, il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini. Scusate, avete visto l'evasione fiscale? C'era una volta l'evasione fiscale, uno scandalo da 200 miliardi all'anno, un buco del 30% di imponibile IVA sottratto ogni anno al fisco. L'evasione schiacciava l'economia del paese e il bilancio dello Stato, rendendo sempre più difficile il contenimento della pressione fiscale. Oltraggiava la giustizia redistributiva e l'etica pubblica, costringendo i soliti noti a pagare troppe tasse perché i soliti ignoti non ne pagavano. Alterava la concorrenza e il libero mercato. Insomma, abbiamo detto che l'evasione fiscale era un gran problema, adesso invece non se ne parla più. E il governo zitto. Torniamo con ciò alla prima pagina del Corriere della Sera, dove brevemente diamo un'occhiata in tema di equità, appunto, e di finanza pubblica all'articolo di fondo firmato da Enrico Marro. Sanità e sprechi, l'equità negata. Non è solo questione di numeri, il titolo dell'editoriale del Corriere della Sera. In queste ore alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Economia stanno facendo verifiche sul testo del DEF, il documento di economia e finanza che domani verrà approvato dal governo, piano triennale che, nelle intenzioni di Renzi, dovrà conciliare il rilancio della crescita col rispetto del percorso di risanamento dei conti pubblici, non perché ce lo chiede l'Europa, come dice sempre Renzi, ma per i nostri figli. Al centro della manovra per il 2014 il taglio da maggio delle tasse di 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 1.500 euro netti. Lo ha promesso il Presidente del Consiglio per un costo su base annua di 10 miliardi di euro. Per il periodo maggio-dicembre di quest'anno il governo deve trovare 6,6 miliardi per finanziare questo sgravio. Le coperture ci sono tutte e verranno dai tagli di spesa, dice Renzi. La credibilità dell'operazione bonus in busta paga si misurerà in Italia e in Europa su questo, cioè su quanta parte delle risorse necessarie a far salire gli stipendi medio-bassi verrà da riduzioni permanenti della spesa pubblica. Il Presidente e il Ministro dell'Economia Padoan dovranno saper respingere i veti dei ministri. Non ci possono essere capitoli di spesa esclusi a priori, neanche la sanità, dove gli sprechi sono doppiamente gravi, perché tolgono risorse preziose che potrebbero essere impiegate per migliorare un servizio fondamentale che in tante parti d'Italia è inaccettabile. È vero, il Ministro della Sanità è impegnato con la trattativa con le regioni per un nuovo patto per la salute che faccia risparmiare 10 miliardi di euro in 3 o 4 anni, da investire, spiega la Ministra Lorenzin, nella sanità stessa, in infrastrutture, ricerca, personale e accesso alle cure. Non è un risultato scontato, visto che anche in questa materia lo Stato, a causa del titolo quinto della Costituzione, deve scendere a patti col sistema delle autonomie, ma è il minimo che si possa fare. Secondo il rapporto del commissario per la revisione della spesa Cottarelli, l'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul prodotto interno lordo è salita dal 5,7% del 2000 al 7,1% nel 2013. Dal 2009 le uscite non crescono più. Sono intorno a 111 miliardi di euro all'anno la spesa sanitaria, ma il peso sul prodotto interno lordo, dice Cottarelli, deve scendere se l'Italia vuole riuscire a ridurre le tasse. Si può fare a partire dall'applicazione di criteri uniformi negli acquisti, i famosi costi standard, dalla famigerata siringa agli appalti più importanti. E invece, a causa della gestione inefficiente della sanità, metà delle regioni sono commissariate, col risultato che i cittadini pagano pesanti addizionali IRPEF per coprire i buchi di bilancio. Il tutto mentre il 50% degli assistiti e il 70% delle ricette sono esenti
dal pagamento del ticket, con punte dell'86% al sud, uno spreco inaccettabile ai danni degli onesti, prestazioni regalate agli evasori mentre c'è chi non ha i soldi per andare dal dentista. Il DEF che Renzi varerà domani, conclude Enrico Marro, articolo di fondo del Corriere della Sera, sarà diverso dai precedenti solo se conterrà un credibile percorso di tagli strutturali della spesa pubblica come premessa di altrettanti tagli permanenti delle tasse. Non ci possono più essere zone franche, è stato lo stesso Renzi a dirlo, ponendo il tema delle spese militari. Sanità e pensioni sono i principali capitoli di spesa del bilancio, contengono ampie sacche di spreco, adesso vanno rimosse. Quello dei costi standard è un principio semplice, le regioni che funzionano, quelle virtuose, prese a modello anche per gli acquisti più minuti, appunto la famigerata siringa e tutto il resto, e sono miliardi di euro di risparmi possibili. A proposito, poi andiamo alla pagina politica e vediamo anche come il Corriere della Sera racconta la manifestazione della Lega di Verona, ma intanto a proposito di questioni governative e di vicende nelle quali si è impegnato il governo Renzi, torniamo brevemente a Luca Ricolfi in prima pagina sulla Stampa, visto che la sua è una lettera aperta al premier Renzi. Una riflessione sul nemico numero uno di chi vuol cambiare le cose in Italia, la pubblica amministrazione. Lo so che non dirò cose nuove, scrive Luca Ricolfi in questa lettera aperta al premier Renzi in prima pagina sulla Stampa. Ma vorrei ugualmente raccontare una storia, perché alle volte i dettagli sono più illuminanti dei riassunti. Il riassunto è che la pubblica amministrazione è male organizzata, inefficiente, arrogante e non ha nessun rispetto per il cittadino. I dettagli stanno nella storia che ora vi racconto, scrive Ricolfi. Il quotidiano La Stampa ha un ufficio studi, cui collabora la Fondazione David Hume, specializzata nella raccolta e analisi dei dati. Molti grafici e dossier originali che potete leggere sulla Stampa sono frutto di elaborazioni statistiche più o meno complicate del nostro ufficio studi. Ma per fare elaborazioni statistiche ci vogliono i dati. Noi ne abbiamo tantissimi e tantissimi li troviamo nelle numerose banche dati accessibili su internet. Succede però qualche volta che certi dati non si riescano proprio a trovare. Non parlo di dati strani o ultra specialistici, no, parlo di dati importanti ma normalissimi, ad esempio l'andamento dei delitti o le ore di cassa integrazione. In questi casi può succedere che la Stampa voglia fare un articolo o pubblicare un grafico o preparare un dossier e che non trovi i dati, non perché non li riesce a trovare, ma perché chi dovrebbe renderli pubblici non lo fa o semplicemente non lo ha ancora fatto. Che succede in questi casi? Prima eventualità. Abbiamo bisogno dei dati subito e non potendoli ottenere in poche ore rinunciamo a cercarli. Il lettore della Stampa non avrà le informazioni che pensavamo di potergli offrire. Seconda eventualità. Stiamo preparando un dossier che uscirà fra qualche giorno, settimana o mese e quindi possiamo aspettare. Decidiamo quindi di chiedere i dati a chi li produce o li raccoglie. Di norma facendo una telefonata e mandando una mail al responsabile di un ufficio pubblico, esempio il Ministero dell'Interno. E qui comincia un'odissea che talora non termina mai, quasi sempre richiede molto tempo, diversi solleciti e in casi come quello che sto per raccontare finisce nel grottesco. Lunedì 17 marzo, racconta Luca Ricolfi in prima pagina sulla Stampa. L'ufficio studi della Stampa sta cercando di prevedere quando ci sarà finalmente una ripresa dell'occupazione. Decidiamo di analizzare i dati dell'occupazione a partire dal 1980, ma abbiamo bisogno anche delle serie storiche, possibilmente su base mensile, delle ore di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in deroga. Che fare? Si va a consultare il database online dell'INPS e si scopre che i dati ci sono, ma solo dal 2005. Decidiamo di rivolgerci via telefono e mail agli uffici dell'INPS per avere anche i dati dal 1980 al 2005. Decidiamo dunque di rivolgerci all'INPS e la risposta arriva il giorno stesso e contiene due sorprese. Prima sorpresa, l'INPS non è in grado di fornire le ore mensili di cassa integrazione nel periodo 1980-2000. Seconda sorpresa, l'INPS è disposta a fornire le ore mensili di cassa integrazione dal 2000 in poi, ma solo a pagamento. Incredibile che non si possa conoscere il passato recente, prima del 2000, della cassa integrazione.
Incredibile che per avere dati così banali e di pubblico interesse si debba pagare. Ma pazienza, ci teniamo molto a quei dati e ci disponiamo a pagare. Diciamo all'INPS di mandarci un preventivo per ottenere i dati dal 2000 in poi, visto che l'istituto non è in grado di produrre quelli precedenti. L'INPS ci comunica che il preventivo arriverà e che, assolta da parte nostra la parte burocratica, i dati verranno inviati entro una settimana. Gasp, scrive Ricolfi, chissà quanto tempo metteranno a produrre questo preventivo, chissà cosa sarà la parte burocratica che dovremo assolvere noi della stampa e chissà se, una volta pagati i dati, suppongo in anticipo, ci arriveranno davvero in una settimana. Aspettiamo con fede. Passa qualche giorno e anziché il preventivo ci arriva la richiesta di comunicare il codice fiscale o la partita IVA della fondazione IUM, in modo da accelerare l'iter della nostra richiesta. Evidentemente l'INPS si prepara a incassare i nostri soldi prima ancora di averci detto quanti ne vuole. Sono passati ormai 14 giorni, siamo a martedì 1 aprile, dalla nostra prima richiesta. Finalmente riceviamo il preventivo dell'INPS. Arrivato a questo punto del racconto, però, devo pregare l'ex ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, se mai si trovasse a leggere questo articolo, di non perdere la calma. Siamo nel 2014 e in barba alla sua riforma e a ogni direttiva in materia di digitalizzazione, il preventivo INPS arriva alla sede della stampa per posta. Avete letto bene, per posta. La lettera è datata mercoledì 26 marzo 2014. Dunque è stata scritta una settimana dopo la nostra richiesta e impiega un'altra settimana per arrivare sul nostro tavolo. Dunque, ricorrendo alla posta ordinaria anziché a quella elettronica, l'INPS ci ha fatto perdere una settimana. Ha sprecato carta per la busta, la lettera, gli allegati, ha fatto lavorare inutilmente le poste che hanno trasferito il tutto da Roma a Torino. Ma questo è niente. La lettera si rivolge a codesta fondazione e ci informa che nella busta troveremo sia il preventivo sia una lettera di accettazione che dovremo compilare e restituire firmata, sempre per posta suppongo. Tutto ciò in attuazione della determinazione commissariale numero 60 dell'11 marzo 2010 relativa alla fornitura di dati statistici. Sbigottito e tramortito, scrive ancora Luca Ricolfi in prima pagina sulla Stampa di oggi, do un'occhiata alla lettera di supplica che, come rappresentante di codesta fondazione, dovrei firmare e inviare all'INPS, sempre per posta suppongo, e vengo a scoprire che tale lettera è indirizzata al presidente dell'INPS, dottor Antonio Mastrapasqua, ma non si era dimesso? Mi obbliga a spiegare a che diavolo mi servono questi dati, quasi fossero istruzioni per la bomba atomica. Mi vieta di farne quel che mi pare, pur avendoli pagati. Pretende che dichiari di essere a conoscenza del decreto legislativo 196/2003, ovviamente comprese le successive modifiche. Rammento al lettore che avesse avuto la perseveranza di seguirmi fin qui che non stiamo parlando di dati sensibili o di informazioni personali, ma solo e semplicemente delle ore di cassa integrazione pagate dall'INPS negli ultimi anni. Esausto, guardo il preventivo. Il sangue mi si raggela. Per darmi queste benedette serie storiche delle ore di cassa integrazione, l'INPS deve produrle con una elaborazione statistica ad hoc, e hoc è scritto con la H maiuscola. Perché hoc maiuscolo? Tale elaborazione, che in un qualsiasi centro di calcolo minimamente organizzato porta via qualche minuto, all'INPS richiede un passo di estrazione e controllo dei dati, nonché un passo di produzione tavole statistiche, totale 4 ore di lavoro. E siamo alla chicca finale. Quanto costano 4 ore di lavoro di un dipendente INPS? Risposta: 732 euro. Un'ora costa 150 euro. 4 ore fanno 600 euro, ma bisogna aggiungere 22% di IVA. In tutto fa 732 euro. Dunque, commenta Ricolfi, il dipendente INPS non solo impiega un pomeriggio per fare quel che in una normale organizzazione richiede non più di 10 minuti,
Ma il pomeriggio del dipendente INPS costa circa come un mese di lavoro di un giovane occupato in un call center. Nemmeno un alto magistrato costa così allo Stato. Morale, conclude Ricolfi, non pagheremo e rinunceremo ai dati sulla cassa integrazione. Non si possono pagare così cari dati che dovrebbero essere pubblici. Non si possono aspettare settimane per ottenere dati così elementari. Non si può lavorare e fare informazione in un paese che funziona così. Ecco, l'articolo è finito, scrive Luca Ricolfi. L'ho rivolto al Presidente del Consiglio perché la sua battaglia per la pubblicità dei dati è sacrosanta, ma temo che per vincerla non gli basteranno buone leggi e buoni regolamenti. La burocrazia non è fatta solo di procedure tortuose e ingessate. La burocrazia è anche una mentalità i cui capisaldi sono la rinuncia a usare il buonsenso, la totale incapacità di percepire il ridicolo. Può darsi che in certi casi il burocrate sia strettamente tenuto a seguire queste procedure e che qualsiasi ricorso a scorciatoie semplici e ragionevoli gli costi rimproveri e punizioni. Ma la mia sensazione è che ormai il sistema sia arrivato a un tal punto di sclerosi da avere completamente smarrito la capacità di auto-osservarsi, che è la precondizione di qualsiasi cambiamento. Poiché lo scandalo, la notizia, non è che si chiedano 732 euro per una manciata di dati, ma è la tranquilla serenità con cui quella richiesta viene formulata, come se l'assurdo, ormai e per sempre, fosse entrato nel DNA della pubblica amministrazione, scrive Luca Ricolfi in prima pagina su La Stampa. Poi torniamo dopo la pubblicità e previsioni del tempo al primo piano del Corriere della Sera e agli altri articoli principali dei quotidiani di oggi. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner?
927. Bene, torniamo allora al primo piano del Corriere della Sera, ma a proposito di richieste assurde e di esborsi di soldi, quello raccontato da Luca Ricolfi è una particolare forma di esborso di soldi per avere dati pubblici. C'è da segnalare invece che il Fatto Quotidiano ha iniziato ieri la prima puntata di una serie di inchieste su un argomento che non tramonta mai, anzi, per paradosso, siccome dal 1998 doveva entrare in vigore in tutti i paesi europei la liberalizzazione, la concorrenza, che voleva dire trasparenza, costi minori per quanto riguarda i servizi pubblici fondamentali, telefono, luce e gas, il Fatto inizia una serie di articoli sulle bollette, argomento che non muore mai per importanza e per richiesta di soldi ai cittadini utenti e contribuenti. E inizia con le bollette del gas. Quelle 1000 sigle che nascondono il salasso, la trasparenza impossibile. L'articolo è di Alessio Schiesari, bollette, tutti i trucchi per farci pagare di più, lettura al microscopio della bolletta del gas, dall'obolo per tagliare le forniture ai morosi all'IVA calcolata anche sulle tasse. Una famiglia tipo consuma ogni anno 420 euro di metano, ma ne versa 1200. Cattive sorprese, sigle incomprensibili, GRAD, CPR, CCR, UG3, capire le voci che compongono il conto finale di una bolletta del gas è praticamente impossibile. Strato dopo strato si sono depositati incentivi alle rinnovabili. Anche gli intenti più nobili, come superare il meccanismo dei contratti take or pay o stimolare il risparmio energetico, si traducono sempre in un aumento del prezzo finale per il consumatore. E poi c'è un facsimile di bolletta che, come ormai sanno praticamente tutti gli utenti, è divisa in servizi di vendita. I costi dei contratti capestro degli anni passati sono ricaricati qui. Quota energia e prezzo, il ricarico sui consumi può arrivare al 45%. Totale servizi di rete, gli oneri per staccare il gas a chi non paga la bolletta. Totale imposte, tra accise e addizionali, la tassazione sul gas è il triplo di quella sull'energia e poi imponibile IVA e accise. L'imposta sul consumo viene calcolata anche sulle accise. Pregevole iniziativa quella di andare a guardare le bollette partendo da quella del gas. Dovrebbe essere semplice, c'è un prezzo, c'è una quantità, c'è un costo finale. Chi più consuma più spende e invece non è mai così lineare. Inizia il nostro viaggio nell'imperscrutabile mistero dei conti bimestrali delle bollette, dall'energia ai rifiuti. Quella del gas è qualcosa di incomprensibile, ma anche quella della corrente elettrica, a dire il vero, è qualcosa di incomprensibile. Detto questo, torniamo al primo piano del Corriere della Sera, dove c'è la questione dei conti pubblici e c'è il vice ministro all'economia Enrico Morando del PD che parla di coperture con meno spesa, l'IVA sui pagamenti alle imprese, impossibile bla 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 bla. Poi il Ministero del Tesoro che fa i conti sui tassi, finora 3 miliardi di risparmi per i tassi di interesse, copertura alquanto ballerina. E poi dalla motorizzazione alle municipalizzate, le sforbiciate alla spesa pubblica promesse da Renzi, nel mirino anche l'ACI e i consorzi di bonifica. Una domenica a Palazzo Chigi per il Premier per elaborare il DEF, il documento di economia e finanza. Poi c'è Tardelli, l'ex calciatore candidato, l'idea è quella di candidarlo con il PD alle prossime europee. In passato lo stesso Tardelli aveva detto non sono ferrato in politica. Peraltro appunto l'Unità vanta come titolo di merito del Tardelli il celebre urlo quando segnò la rete alla finale dei mondiali dell'82. E poi c'è il Corriere che racconta a pagina 5 invece il caso di un licenziato in tronco nel limbo tra Partito Democratico e democratici di sinistra, fra PD e DS. L'articolo 18 non vale, racconta Sergio Rizzo. Il caso è quello di Carmine De Guido, 48 anni, dal 93 al 2005 lavora a Roma per PDS e DS, nel 2006 va a Taranto con un contratto da funzionario politico della Federazione dei DS. Nel 2012, quando già lavorava per il PD nato nel 2007, viene licenziato dal tesoriere Ugo Sposetti. Non risulta dipendente dei DS, che non esistono più, ma nemmeno del PD. Vince la causa di lavoro. Nel 2013 il giudice impone il reintegro, mai avvenuto. Era dipendente della fondazione, ma lavorava per i democratici. Il giudice ordina il reintegro,
ma nei partiti non si applica. La sentenza è stata impugnata da tutte e due le controparti. Ho scritto a tanti, dice De Guido, da D'Alema fino a Renzi, ma non è successo niente. Nel febbraio 2012 la telefonata del tesoriere DS. Siamo due soggetti diversi e De Guido si ritrova fuori senza neanche una lettera. 20 anni a lavorare per un partito e questo è il ringraziamento. Licenziato senza preavviso. Magari ci sta pure, direte voi, scrive Sergio Rizzo. Le casse dei partiti si stanno prosciugando e questo è il risultato inevitabile. Se non fosse che la storia di Carmine De Guido, un pollo d'allevamento, come lui stesso si definisce, del PDS, poi dei DS e infine del PD, con i tagli ai costi della politica c'entra fino a un certo punto. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, Maria Elena Boschi, la ministra democratica per le riforme e i rapporti col Parlamento, intervistata ieri da Sky TG24, si è detta convinta che le riforme si faranno anche senza Forza Italia, ci sono i numeri, non c'è nessun piano B. E anche Alfano tira dritto, chi vuol starci ci sta, siamo pronti ad andare al referendum. Intanto vendute su eBay le prime 6 auto blu usate del governo, con incassi superiore al valore che le vetture hanno sul mercato dell'usato. La prima è stata un Alfa 166 del 2007 con 126.000 km, pagata 8.150 euro. Poi è stata assegnata una vettura gemella con chilometraggio appena inferiore a 7.100 euro, insomma 6 auto blu, totale 56.900 euro. Grillo intanto lancia la sfida a Renzi, scritto con la IE finale, è come il leader nordcoreano, dice il leader 5 Stelle, chi ha visto le primarie PD per le europee? E sempre dal primo piano del Corriere la linea dura di Berlusconi sulle riforme, non farò regali a Renzi da sventolare alle urne, alle europee, subito l'Italicum e la nuova legge sul Senato, timori per l'udienza del 10 aprile dove verrà decisa la sorte di Berlusconi. Il leader ha detto ai suoi, il premier non ha fatto niente per me, non ha nemmeno detto una parola sull'ingiustizia immensa che sto per subire. E poi il Corriere intervista Renato Brunetta, che è il capogruppo alla Camera per Forza Italia, Brunetta contro Verdini, che è l'interlocutore di Renzi. Renzi vuole distruggerci, dice Brunetta. Denis Verdini sta provando a salvare il salvabile, ma la maggioranza di noi, compreso Silvio, pensa che dobbiamo difenderci da Renzi. Legge elettorale entro Pasqua o salta tutto. Su Palazzo Madama il testo scritto con i piedi. Zagrebelsky e Rodotà hanno ragione, dice Brunetta, sulla riforma del Senato. Per quanto concerne poi la Lega, vediamo cosa scrive Marco Cremonesi, inviato a Verona. La libertà non si mette in discussione, la libertà non si processa. L'ira e la commozione leghiste invadono il cuore di Verona. La manifestazione in solidarietà dei 24 venetisti arrestati dalla procura di Brescia con le accuse di terrorismo e eversione fornisce al Carroccio una spinta vistosa e al termine l'umore è euforico per l'unità ritrovata. Matteo Salvini, il segretario leghista, lancia la promessa che è anche quasi un ultimatum. Gli arrestati, che magari in questo momento condividono un pasto, forse con uno spacciatore marocchino, torneranno a essere uomini e donne libere. Questo è il nostro impegno. Salvini aggiunge una data. Il 25 aprile, dice Salvini, è la festa della liberazione, ma è anche la festa di San Marco e noi saremo nelle piazze di ogni comune e valle del Veneto. Ma se per quella data gli indipendentisti non saranno fuori dal carcere, andremo là noi, manifesteremo di fronte a ogni galera in cui sono stati rinchiusi. La manifestazione inizia con Salvini che chiama sul palco bambine e bambini figli di militanti. Questi sono i nostri pericolosi terroristi di terza elementare, perché questa manifestazione è per loro, per la loro libertà futura. I timori della vigilia sono fugati. Piazza dei Signori a Verona è piena, scrive Marco Cremonesi per il Corriere della Sera. Salvini ha vinto la sua scommessa. La mossa del segretario leghista, convocare la manifestazione in solidarietà dei 24 arrestati, poteva rivelarsi una buccia di banana. Una scarsa partecipazione e magari qualche polemica da parte degli indipendentisti più intransigenti avrebbero potuto offuscare l'iniziativa. Perché il paradosso, ma fino a un certo punto, è che i leghisti si sono mobilitati in solidarietà di forze politiche e militanti che spesso accusano la Lega come minimo di essersi venduta il sogno indipendentista in cambio delle confortevoli poltrone di governo nello scorso decennio.
Ma appunto la ripresa dei consensi per la Lega, di cui parlano i sondaggi, si è trasformata anche in mobilitazione e il Carroccio può certamente certificare la riconquista delle piazze che nei giorni belli furono loro. Un buon auspicio per le europee e le amministrative. La piazza è piena di striscioni anche estrosi, chi ha vegato come Mandela, Rocchetta come Martin Luther King. I giovani padani continuano ad accendere fumogeni rossi e gialli come la bandiera veneta. Arriva un gran cannone montato su una carriola con delle baguette al posto delle munizioni. Sul palco, orlato da un gigantesco striscione, patrioti veneti liberi, salgono i parenti degli arrestati e anche Umberto Bossi con occhialini da sole. Donne e uomini delle colonie padane non hanno messo in carcere qualche veneto, ma il popolo veneto. È incredibile, ma devono stare attenti. Noi oggi siamo qui perché volevamo venire ad abbracciarvi, perché il Veneto ha risvegliato la Padania. Flavio Tosi, che probabilmente sarà capogruppo alle europee, è fiammeggiante. Queste persone sono state arrestate, dice, per avere un'opinione. È pazzesco, i veri delinquenti sono per le strade e lo Stato ne vuole liberare a migliaia con l'indulto. Uno Stato normale non arresta le persone perché hanno idee diverse da quelle del potere costituito. Questo è vergognoso. Poi se la prende con gli ispettori del lavoro che ieri hanno passato al setaccio gli stand del Vinitaly di Verona. Sono andati a rompere i coglioni a chi lavora per sbarcare il lunario. Luca Zaia, governatore, indica il tricolore che sventola fuori dalla prefettura. È un peccato che non ci sia la bandiera del Veneto, dice Zaia. È grave. Non è una bandiera di terroristi, ma di 1100 anni di storia conosciuta in tutto il mondo. Deve essere chiaro che l'indipendenza non è un fatto di partito, ma di popolo. Il gran finale è per Matteo Salvini, scrive il Corriere della Sera. Forse questi arresti sono stati fatti per farci saltare i nervi, ma noi sorridiamo, perché ci hanno fatto un regalo, ci hanno ricordato che siamo una comunità, che non ci sono gli orticelli, ma noi siamo pacifici, anche se non fessi. E se verrà toccato qualcun altro sarà come se ci avessero toccato tutti. Il nuovo corso leghista, conclude l'inviato del Corriere della Sera, è comunque lontanissimo dalle battute contro i Terun. Salvini non dimentica un pensiero anche per la gente del Sud tenuta in ostaggio da 70 anni da chi vuole solo i loro voti, dice Matteo Salvini. C'è poi un commento sulla questione del Veneto da parte del quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, a pagina 33. La lunga e complessa storia del Veneto, una regione che non va colpevolizzata, ma i promotori di un referendum separatista dimenticano che la nostra Costituzione esclude una simile possibilità. Le idee non si arrestano, intima il cartello portato da un paio di ex alpini con la bandiera di San Marco legata al collo, scrive Marzio Breda. I due vecchiotti non lo sanno, ma è uno degli slogan usati dopo il 7 aprile del 79 dalle migliaia di autonomi con il passamontagna calato sul volto e le spranghe in pugno che assediarono Padova chiedendo la libertà per Negri, Scalzone, Ferrari Bravo, Vesce e un gruppo di altri intellettuali del disciolto potere operaio, finiti in cella con l'accusa di essere membri della direzione strategica delle BR e le menti del sequestro e del delitto di Aldo Moro. È il, chiamiamolo, suggestivo paragone che viene in mente al quirinalista del Corriere della Sera. 35 anni più tardi la scena si sposta a Verona e ancora una volta la gente trova sotto casa le forze dell'ordine schierate a far fronte a una folla di manifestanti giunti in città per protestare contro l'arresto di una cupola di cospiratori a cui si contesta di star preparando una nuova imminente stagione di terrore eversivo in nome di una serenissima repubblica defunta più di 2 secoli fa. Ma stavolta non c'è bisogno che gli agenti e i carabinieri in assetto da combattimento indossino i caschi e alzino i manganelli. Coloro che riempiono Piazza dei Signori sembrano, e per lo più sono, famiglie coi figli nel passeggino e magari qualche cane al seguito, con l'aria di chi si concede una gita di primavera o, visto che qualcuno si trascina dietro un grosso tanco di plastica pronto a sparare pagnotte, con la voglia di sberleffo di chi partecipa a una sfilata di carnevale. 2 fotografie di cronaca, 2 diversi teoremi giudiziari. Il primo fu smontato dai processi, il secondo chissà quale fine farà. La stessa sgradevole sensazione diffusa nel Veneto.
dove oggi più che mai dà fastidio l'idea di passare in blocco come vittime di un eterno malessere, pronti in cuor proprio a giustificare chi si rifugia in bislacche nostalgie e approssimazioni mitologiche. Così disse Andrea Zanzotto a proposito del commando che assaltò il campanile nel 97, e in quanto tali esposti a ogni riprovazione nazionale. Insomma, un popolo fino a un po' di tempo fa tenuto ai margini, quasi disprezzato perché povero, culturalmente indigente, politicamente gregario, sotto le bandiere di DC e Lega, e poi detestato perché ricco, egoista, senza etica. Un popolo che oggi teme di essere criminalizzato perché si mostra troppo tiepido, se non proprio solidale, con chi avrebbe attivato un laboratorio nel quale si lavorava a materializzare un altro incubo italiano, la secessione del Nord-Est. Sui, virgolette, scrive Marzio Breda, patrioti chiusi in cella alcuni giorni fa incombono accuse gravi che potrebbero costare loro fino a 15 anni. Pene che in Italia spesso non vengono inflitte neanche ad assassini colti in flagrante. Ed è un fatto che molti, tra quanti hanno studiato le carte della Procura di Brescia, esprimano sbalordimento e incredulità per le ipotesi di reato che vi sono configurate. Ora non sappiamo se il vero torto degli arrestati è di avere solo scherzato col fuoco o di avere peccato di ingenuità inseguendo fantasmi e calpestando il buonsenso, come quei manifestanti che ieri hanno fatto salire sul palco veronese perfino dei bambini. Di sicuro, come confidava compiaciuto un fedelissimo di Tosi, l'inchiesta ha ottenuto l'effetto di resuscitare un cadavere, il venetismo, e con esso di riaccendere l'ansia di veder rinascere dovunque qualsiasi altra patria perduta. Un esito perverso, scrive il quirinalista del Corriere della Sera, ma oggettivo, che si riflette nella pretesa leghista di chiedere al più presto un referendum per l'indipendenza del Veneto, sul modello di quelle consultazioni popolari che si terranno a settembre in Scozia o a novembre in Catalogna, perché da noi dovrebbe essere un tabù, ripetono adesso con più fiato i vari Salvini e Borghezio, dato che l'Europa riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli? Semplicemente perché la nostra Magna Carta, risponde il quirinalista del Corriere, esclude in linea di principio simile possibilità, a meno che la strada non sia aperta da una legge costituzionale che il Parlamento italiano non voterà mai. Ecco quindi che la vicenda degli ultimi serenissimi va riletta, conclude Marzio Breda, in un'altra chiave, se si vuole evitare che offra nuove occasioni di frustrazione e vittimismo. La ricorrente domanda chi se cede da chi, se già si ha il senso che quasi non esista più l'Italia, imporrebbe di inserire questo episodio tra i dossier in cui si raccolgono i tanti segnali di slogatura tra i cittadini e lo Stato per cercare di ricomporli. Del resto, come raccomandava Indro Montanelli parlando di Umberto Bossi quando il leader della Lega era ancora in versione barbarica e rivoluzionaria, visto che non possiamo mettergli le manette, non ci resta che invitarlo a cena e parlargli, ci piaccia o non ci piaccia. Questo è il commento del quirinalista del Corriere della Sera, ma abbiamo accennato prima anche alle 2 pagine di Repubblica, diamogli un'occhiata pure a quelle, pagina 10 e pagina 11 di Repubblica. L'inviato è Rodolfo Sala, le idee non si processano, parte da questa citazione anche il pezzo di Repubblica. L'urlo di Matteo Salvini che infiamma la piazza, che quasi a sorpresa è piena, scrive anche Repubblica. Molte migliaia secondo gli organizzatori, 2005 secondo la questura, tanto basta per far tirare un sospiro di sollievo ai leghisti che scelgono Verona per cavalcare in chiave elettorale la tragicomica epopea dei 24 tanchisti finiti in galera con l'accusa di eversione e terrorismo. È andata, il temuto flop non c'è stato e il movimento ritrova l'unità, anche se questa adunata di Verona non richiama certo le folle delle grandi occasioni, quando la Lega in Veneto mieteva ben altri consensi. Ma da qui, è il ragionamento di Salvini e soci, si può ripartire. Mischiando le pulsioni indipendentiste, a loro dire rinate con il referendum fai da te dai numeri gonfiati, consultazione alla quale la Lega si è solo accodata e all'inizio con scarso entusiasmo, e la guerra dichiarata dal Carroccio all'euro e a Bruxelles. Certo, scrive Rodolfo Sala per Repubblica, fa un po' effetto ascoltare i proclami contro Roma e Bruxelles dell'iperattivo segretario federale,
Li lancia dal palco allestito in Piazza dei Signori, proprio davanti alla sede della prefettura che espone il tricolore e il vessillo dell'Unione Europea. Prima di Salvini se ne accorge il governatore Zaia, in piena deriva indipendentista e pronto a far votare al Consiglio regionale il progetto di legge per staccare il Veneto dal resto del paese. È gravissimo, ha detto Zaia, che non ci sia la bandiera della nostra regione, ma non finisce qui. Chi si vergogna di quella bandiera non ha diritto di restare nel Veneto. La periferia dell'impero ne ha piene le palle di Roma. È ora di mettere insieme tutti i nostri movimenti contro lo Stato centralista. Marciare uniti, dice Zaia. Nell'intervento conclusivo Salvini va oltre. Se non libereranno i 24 patrioti lo faremo noi. O tornano a casa entro pochi giorni, oppure ci ritroveremo non più nelle piazze, ma davanti alle carceri, dove al posto dei pedofili ci sono persone che hanno solo espresso le loro idee. Con questi arresti ci hanno fatto un regalo. Adesso noi siamo finalmente una comunità. Riteniamoci tutti impegnati. Se verrà toccato qualcun altro sarà come toccare tutti. Noi siamo pacifici, ma non fessi. Ed è il segretario, scrive ancora Rodolfo Sala per Repubblica, a far salire sul palco uno stuolo di pargoli, figli e parenti dei 24 arrestati. Fotografateli, sono familiari di pericolosi terroristi, dice Salvini. E arrivederci al 25 aprile, si festeggerà la liberazione dalla dittatura, ma sarà inutile ricordare quel che è successo 70 anni fa, proprio mentre oggi si mettono in galera le persone per le loro idee. La scenografia della manifestazione trabocca di parodia tanchista. Lo striscione sotto il palco mette insieme i galeotti e il referendum per l'indipendenza. Non 24 patrioti, ma 2 milioni di colpevoli. Arrestateli tutti. Poi cartelli improbabili, i più tranchant dicono Stato italiano terrorista, Italia di merda, ma ce n'è un altro che propone accostamenti arditi, citando 2 degli arrestati, Chiavegato come Mandela, Rocchetta come Martin Luther King, Veneto 2014 come Armenia 1914. Non mancano signori più o meno maturi che portano sulla testa miniature in cartone del tanto incriminato Tanco. Sul palco parla pure Flavio Tosi, sindaco della città e segretario non proprio così anti-euro della Liga Veneta, che vuole candidarsi alle europee nel nord-est. E accentua i toni. Il governo italiano, dice Tosi, libera i delinquenti, arresta i padri di famiglia, rompe i coglioni a chi lavora e vuole solo sbarcare il lunario. C'è anche il vecchio Bossi. Il Veneto, dice, ha risvegliato tutta la Padania. Sono venuto a ringraziarvi. La canaglia romana ha paura della valanga messa in moto dai popoli, ma non riuscirà né a fermarli né ad asservirli e ad asservire i popoli. Silente sul palco il governatore del Piemonte Cota, costretto alle dimissioni, non ricandidato. Manca il suo collega lombardo Maroni, che ha appena annunciato di non volersi ricandidare per il secondo mandato perché bisogna fare largo ai giovani. Qualcuno si chiede, un po' preoccupato, il perché di questo forfait, ma lui spiega di essere rimasto a casa per un attacco di labirintite. E poi c'è il commento di Gad Lerner che abbiamo citato prima, caricaturale Salvini, il segretario di un partito politico che, ahimè, ha lungamente governato il nostro paese, perfino guidato il Ministero dell'Interno, ma ora preannuncia una sorta di presa della Bastiglia veneta. O i 24 indipendentisti arrestati tornano a casa subito e qualcuno chiede scusa, o li tiriamo fuori noi. Si è dimenticato di spiegare come, scrive Gad Lerner su Repubblica, visto che in piazza a Verona i leghisti non erano che poche migliaia. Al grottesco proclama, naturalmente, sono state fatte seguire le precisazioni di rito circa la natura pacifica e non violenta del movimento che in teoria dovrebbe organizzare l'evasione dei fratelli veneti. Personaggi che nulla hanno a che spartire con lo pseudo-nazionalismo padano frettolosamente riposto in soffitta da Capitan Fracassa Salvini. Il segretario della Lega Nord, che ha già tolto dal simbolo la dizione Padania per sostituirla col più redditizio basta euro, si è precipitato a Verona per inseguire uno dei tanti spezzoni in cui sta frantumandosi la galassia secessionista. Salvini sta prodigandosi nel tentativo di tenere insieme tutto e il contrario di tutto. Alleanza in Europa con un movimento come il Front National che predica l'ipercentralismo statalista, salvo poi rimangiarsi su scala locale l'idea di macro-regione per assecondare le più disparate spinte indipendentiste. Così Gad Lerner su Repubblica. Pubblicità e poi concludiamo
questo piccolo accenno di rassegna stampa tematica con il resoconto del quotidiano nazionale e del giornale. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner
principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Bene, torniamo allora, dicevo, al primo piano del Quotidiano Nazionale, ma intanto c'è l'Unità che è in prima pagina, ci siamo scordati prima di citare il titolo, titola così: Lega in piazza difende i carri armati, manifestazione di 1 migliaio di persone a Verona con Salvini e Bossi, Zaia, il Veneto ci chiede l'indipendenza. Ma poi c'è il commento, il resoconto e il commento in primo piano sul Quotidiano Nazionale, Il Giorno e il Resto del Carlino e la Nazione, firmato da Rossella Minotti, è intitolato Per grazia ricevuta. È stata la giornata dell'unità con un unico neo, il prefetto che fa sparire dalla piazza della manifestazione leghista la bandiera della Serenissima. Grave, tuona Luca Zaia, che ha da poco chiesto l'autonomia del Veneto. D'altronde, da tempo la Lega Nord chiede l'abolizione delle prefetture e il tricolore di ieri rafforza il sentimento anti-italico. Imperversa il segretario Matteo Salvini, il barricadero duro e puro, scrive Rossella Minotti sul Quotidiano Nazionale. In prima fila a esigere la liberazione dei compagni secessionisti. Non si può arrestare un'idea, lo va ripetendo da giorni il giovane Matteo. Il diritto di resistenza viene invocato a gran voce. E se libertà è partecipazione, alla Lega Nord nella domenica della rivolta non manca. È accorso il popolo leghista, con i carri armati giocattolo, a ribadire che il pacifismo è tra gli ideali del Carroccio, ma anche a protestare per un provvedimento della magistratura ritenuto sproporzionato. Ritrova il suo popolo Umberto Bossi, sul palco finalmente di nuovo leader. E quel leone di San Marco che non ruggisce e l'asta della bandiera desolatamente, ferrignamente vuota, danno il via libera a una nuova epopea di secessione. Arriva prima la Lega nella corsa alle elezioni europee, recupera punti nei sondaggi, forte di un vittimismo facile, di arresti piovuti con tempestività in piena campagna elettorale. Primo Calderoli nel depositare il simbolo anti-euro e primi tutti i leghisti nell'inventarsi l'ultima provocazione, appropriarsi del 25 aprile inventando la nuova resistenza. Resistenza allo strapotere della moneta unica, al centralismo romano, a chi vuole uccidere l'ideale indipendentista, soprattutto a chi vorrebbe uccidere la Lega. Loro ringraziano. Chi ha fatto l'arresto per farci saltare i nervi e invece ha fatto al movimento un regalo. Ci hanno ricordato che siamo una comunità. Sul Giornale invece, dicevamo, l'articolo è commentato, o meglio c'è un commento di Magdi Cristiano Allan, ma c'è anche il resoconto di Gabriele Villa da Verona. Siamo qua pacificamente, ma non siamo dei fessi. O tornano a casa subito e qualcuno chiede scusa, o andiamo a tirarli fuori noi. Tanto per capirci e per capirli subito, scrive l'inviato de Il Giornale a Verona. Non ha ancora messo il piede sul primo gradino del palco allestito nell'angusta piazza dei Signori, qui a Verona, alle spalle di quella piazza delle Erbe affollata di turisti, che già Salvini, con aria serenissima, spara il suo primo botto contro quello Stato che continua a sbagliare obiettivo e quella magistratura che con altrettanta esagerata solerzia ha messo in atto la clamorosa retata che ha portato all'arresto di 24 indipendentisti veneti. Ci fosse bisogno di precisare ulteriormente il suo pensiero, il segretario della Lega Nord insiste. C'è solo una cosa da fare, dice Salvini, liberarli subito. Le galere sono fatte per i delinquenti e per i mafiosi, non per i padri e le madri di famiglia. Gli investigatori non hanno trovato nemmeno una fionda e sfido chiunque a chiamare carro armato quella ruspa spara supposte. Siamo qua per difendere la libertà di pensiero e di parola. La scelta della Lega è una scelta non violenta. Dopo questa manifestazione a Verona, mobilitatevi tutti per il 25 aprile. Sarà la festa di San Marco, sarà la festa della nostra liberazione. Vogliamo discutere di politica senza galera in mezzo. Questa è un'indagine sbagliata, con milioni di euro spesi per trovare una ruspa. Poi chiama sul palco figlie, mogli e padri degli incarcerati per mostrare alla gente chi sono i parenti di quelli che lo Stato considera terroristi.
Pochi minuti dopo tocca al governatore del Veneto Zaia sottolineare l'identità della regione e del suo popolo, con una stilettata contro le istituzioni del governo centrale. In questa piazza vediamo la bandiera dell'Italia, quella dell'Europa, dice Zaia, ma quella del Veneto è stata precipitosamente tolta. Io penso che sia grave che sia stata tolta la bandiera del Veneto, perché chi si vergogna di esporre la bandiera del Veneto non ha diritto di restare in Veneto. La nostra non è la bandiera di terroristi e sovversivi, è la bandiera di 1100 anni di storia. I giornalisti ci chiedono perché adesso la mettiamo giù così dura e ci ribelliamo. Ebbene, io rispondo loro e dico a tutti che i nostri problemi sono chiari. Siamo una periferia dell'impero che ne ha piene le palle dello Stato centrale e di Roma. E allora noi, per dare un senso a questa assemblea, dobbiamo dire che l'indipendenza non è un fatto di partito, ma di un popolo. Poi l'appello all'unità leghista e venetista. È ora di mettere insieme tutti i nostri movimenti e di fare una grande manifestazione, dice Zaia. Da soli si fa prima, ma assieme faremo molta più strada. Non possiamo accettare che dia fastidio tutto ciò che facciamo qui in Veneto, tranne i 21 miliardi di tasse che ogni anno mandiamo a Roma. Quelli non fanno schifo, conclude tra gli applausi Zaia. Ma il palco di Piazza dei Signori riserva spazio anche per un'incursione del leader storico, il senatore Umberto Bossi. In Lombardia, dice Bossi, abbiamo capito che non hanno messo in carcere solo qualche veneto, ma tutto il Veneto. Senza la Liga Veneta non ci sarebbe stata quella spinta che ci serviva a suo tempo. Noi della Lombardia dovevamo quindi venire qui a ringraziarvi e ad abbracciarvi, fratelli veneti. Non riusciranno nel loro sporco progetto di tenere schiavi i popoli. È arrivato il momento di cambiare pagina e la cambieremo. Veneto libero, dice Umberto Bossi. Poi, sciogliendo la manifestazione, il segretario Salvini invita i militanti a non cedere ad alcuna provocazione degli attivisti dei centri sociali e Notav, che già avevano tentato di entrare in piazza, respinti dalle forze dell'ordine. Tenete gli occhi aperti, dice Salvini, perché il diritto di resistere alle leggi ingiuste è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Intanto raccogliamo 500.000 firme per cancellare le prefetture e mandiamo un po' di gente a lavorare. Noi non diamo ultimatum, ma tenetevi pronti perché il 25 aprile festeggeremo la liberazione e vedremo di essere in ogni piazza del Veneto. Tutti a casa, ma non propriamente a torto, all'antico caffè Dante, locale storico di Verona che si affaccia su Piazza dei Signori, sono inferociti. Paghiamo 20.000 euro d'affitto al mese alla provincia, 28.000 euro di plateatico, oggi abbiamo dovuto ritirare sedie e tavolini per una manifestazione che si poteva fare altrove. Adesso arrivano 300 clienti che hanno prenotato da tempo e sono qui per il Vinitali. Dobbiamo preparare tutto perché ci hanno bloccato per ore. Ci dite che idea si faranno di questa città e dell'Italia? Conclude così, postonato comunque il resoconto del giornale, il Gabriele Villa. Mentre, tornando brevemente al commento di Magdi Cristiano Allam in prima pagina, c'è da segnalare che oltre alla questione del fatto che lo Stato ormai è il nemico degli imprenditori, lavoratori e famiglie, scrive Allam, lascia perplessi la tempistica degli arresti dei 24 indipendentisti veneti all'indomani di un sondaggio online che ha decretato uno straordinario successo degli indipendentisti veneti che aspirano alla secessione dall'Italia. Dato che a certi livelli nulla accade per caso, scrive ancora Allam su Il Giornale in prima pagina, mi domando chi ha interesse ad alimentare la causa indipendentista regalando ai veneti degli eroi e chissà dei potenziali martiri, facendo passare in secondo piano la vera emergenza che è la moria delle imprese, la disoccupazione e la povertà che si sta diffondendo anche nel ricco nord-est. Il dubbio è più che legittimo considerando anche le recentissime rivelazioni sul caso Moro, scrive Allam, che confermano che il 16 marzo 78 in via Fani 2 agenti dei servizi segreti erano parte integrante del comando delle BR che massacrò i 5 agenti di scorta e rapì Aldo Moro. Sono ormai diversi i fatti che attestano che si è trattato di una strage di Stato e che le Brigate Rosse sono state creatura dei servizi segreti, così come permangono dubbi sulle stragi di Falcone e Borsellino perpetrate con una precisione e efficienza difficile da conseguire senza entrature negli apparati della sicurezza dello Stato. Ebbene, com'è possibile che queste rivelazioni vengano pubblicate e subito dopo archiviate?
Sempre in tema di credibilità dello Stato, prosegue Magdi Cristiano Allam su Il Giornale, possibile che nessun magistrato abbia ritenuto di dover istruire un'inchiesta e che il Parlamento non abbia dato vita a una commissione di indagine a fronte della pubblicazione di prove di fonti diverse che attestano in modo incontrovertibile che l'allora capo di governo Berlusconi fu costretto a rassegnare le dimissioni vittima di un colpo di Stato di natura finanziaria, i cui artefici manipolarono lo spread elevandolo da meno 200 punti nel giugno 2011 a oltre 650 punti nel novembre 2011, quando decisero che al potere dovesse andare uomo di fiducia della finanza globalizzata Mario Monti, determinando la perdita di 1 miliardo di euro dei titoli di Berlusconi in borsa? E ancora, com'è possibile che nonostante la Corte Costituzionale abbia emesso una sentenza che boccia come incostituzionale la legge elettorale con cui sono stati eletti i parlamenti dal 2006 in poi, Matteo Renzi affermi disinvoltamente che intende continuare a governare fino al 2018? Se fossimo uno Stato di diritto che si rispetti, conclude Allam, il Parlamento avrebbe dovuto essere sciolto, il governo avrebbe dovuto decadere e anche il capo dello Stato, eletto sia nel suo primo che nel suo secondo mandato da parlamenti incostituzionali, avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni. Invece questa classe politica si comporta come se quella sentenza della Corte Costituzionale non sia mai esistita. Il fatto ancor più grave è che la maggioranza degli italiani accomuna in modo automatico lo Stato con l'Italia come nazione, depositaria di una civiltà che prescinde dalla natura dello Stato, e pertanto il discredito dello Stato si traduce nel rifiuto dell'Italia. Chi ha interesse che si perpetri questo crimine epocale? Chi vuole la fine dell'Italia come nazione e come civiltà? E questo su Il Giornale. Intanto torniamo brevissimamente al Corriere della Sera, ci rimane da dare un occhio di cronaca anche alla pagina dedicata a Milano e Lombardia. In primo piano sul Corriere della Sera, per la cronaca milanese e lombarda, il pubblico del Salone del Mobile, apertura domani in Fiera Roche, sbarca a Milano, tutto esaurito negli alberghi, un programma di 1000 eventi in 6 giorni che anima la città col fuorisalone, da via Tortona a Brera alla Triennale, eventi, mostre, dibattiti, feste. Mentre per la cronaca giudiziaria, ville e terreni auto di lusso, bloccate il tesoro Mangano, c'è un SUV Porsche Cayenne, una sportiva BMW, case, terreni, uffici, conti correnti, 3 milioni di euro il valore, il tesoro delle Mangano, i beni delle figlie dell'ex stagliere di Arcore, Mangano appunto, e degli uomini del clan arrestato lo scorso settembre per associazione mafiosa. Ora la procura ha chiesto la confisca. E per concludere, dal primo piano del Corriere della Sera, su cronaca lombarda, i fondi per i papà separati finivano alle donne, la regione Lombardia non aveva calcolato quanto versato all'ex compagna, l'errore è stato corretto, d'ora in avanti conterà anche l'assegno di mantenimento nella determinazione del bisogno dei fondi per i papà separati. E sempre dalla cronaca lombarda del Corriere della Sera, una casa per anziani incompiuta, occupata da smandati e spacciatori, degrado e abbandono nell'edificio di via Mulas, quartiere Adriano, rivolta dei residenti che dicono siamo pronti ad andare via. Concludiamo con una segnalazione invece dalla pagina degli spettacoli, nel nome di Giorgio Gaber, dai piccoli cantori a Paolo Rossi, tutti sul palco per omaggiare Gaber ma anche Iannacci, i due geni della canzone meneghina. Milano unisce nel ricordo del cantautore anche il grande Iannacci. Una rassegna da domani al 16 aprile. Milano diventa ancora una volta la patria di Giorgio Gaber, di cui l'omonima fondazione ha organizzato una edizione ricca di titoli che parte dalla Cattolica martedì con un incontro tra studenti e docenti sui temi gaberiani della libertà e dell'appartenenza e termina al Piccolo Teatro con lo spettacolo di Rossana Casale che si esibisce in un concerto jazz ispirato sulle canzoni di Gaber del repertorio intero. Milano per Gaber è la manifestazione in questione. Lasciamo il Corriere, vediamo brevemente anche Il Giornale, sempre in cronaca lombarda. Abbandonare i rifiuti è reato, così il Comune di Milano avverte la Lega Nord, prevista oggi una protesta. Portare rifiuti in piazza Scala, nato come annuncio provocatorio, sta diventando un caso. La Lega vuole davvero scaricare spazzatura davanti a Palazzo Marino, e se lo facesse in comune sono davvero intenzionati a denunciare gli esponenti del Carroccio? Si vedrà oggi in quello che si annuncia come un duello.
Tutto nasce da un'iniziativa legata alla Milano sporca. I Lombard, scrive il giornale, hanno organizzato sabato un'operazione di pulizia delle aree più degradate della città, scoprendo in certi casi situazioni molto critiche e pericolose, vere e proprie discariche. Presentando questa grande pulizia, i leghisti hanno anticipato che avrebbero portato davanti a Palazzo Marino una certa quantità di questo materiale raccolto, fissando per le 17 di oggi l'appuntamento in piazza col segretario del partito Salvini. L'amministrazione comunale non l'ha presa bene e in relazione all'annunciata manifestazione della Lega che prevederebbe il deposito di rifiuti in piazza della Scala, il Comune di Milano ricorda che l'abbandono, trasporto e deposito di rifiuti è un illecito di carattere amministrativo o penale con conseguenze gravi per chi lo attua. È grave, aggiunge il Comune di Milano, che la manifestazione si svolga il giorno in cui giungono visitatori da tutto il mondo per l'inizio del Salone del Mobile. Ci si chiede anche come può la Regione, il cui presidente è un autorevole esponente della Lega, pensare in questo modo di promuovere l'immagine di Milano e della Regione anche in vista di Expo, dice il Comune di Milano. In cronaca lombarda di Repubblica invece c'è il primo piano su Roberto Maroni, si cambia. Faccio le riforme e addio politica, il presidente regionale lascerà alla fine del mandato, avrò 65 anni, dice Maroni, ancora in tempo per dedicarmi ad altro. L'obiettivo è lo statuto speciale per la Lombardia, è il mio sogno. L'annuncio lo ha dato a Trento durante il Festival Trentino Live, ora Roberto Maroni lo motiva. Nel 2018, a fine mandato, darò addio non solo alla regione Lombardia, ma anche alla politica. Avrò 63 anni, sarò ancora in tempo per fare altro. Non si ricandiderà alla presidenza. Largo ai giovani. Prima però un obiettivo. Voglio consegnare a chi verrà dopo di me la Lombardia a statuto speciale, dice Roberto Maroni. Dopo il 2018 lascerò la politica. Intervista di Repubblica al consigliere regionale del PD Onorio Rosati, si delegittima da solo, ora sarà un presidente a termine. E lasciamo la cronaca lombarda e milanese per tornare brevemente alla pagina, abbiamo pochi minuti, 5, alla pagina degli, poi in mattinata ci sarà modo per ripercorrere questo intenso weekend da sabato a domenica tra quel di Udine, anzi a Buia di Udine con il convegno No Euro, Basta Eurotour e la manifestazione di ieri a Verona. Ci sarà modo stamani di ripercorrere i passaggi fondamentali di questo fine settimana in replica naturalmente e intanto però una segnalazione per quanto riguarda le elezioni in Ungheria. Orban padrone d'Ungheria, titola il Corriere della Sera per esempio, ma l'ultradestra non sfonda, una maggioranza costituzionale al Premier, 199 i seggi del nuovo Parlamento, quello uscente ne contava 386, nel 2010 Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, aveva ottenuto la maggioranza di 2/3, 10 milioni gli abitanti dell'Ungheria. Maggioranza costituzionale, l'Ungheria è ancora Viktor Orban e Viktor Orban è ancora l'Ungheria, si è proposto come padre della nazione e il popolo magiaro gli ha dato nuovamente fiducia. Il premier nazionalista ha vinto le elezioni politiche, grave sconfitta per l'opposizione di centrosinistra. Un successo, pur non facendo l'exploit, può vantarlo anche Jobbik, il partito neofascista antisemita, scrive il Corriere, che vorrebbe condizionare da destra il capo del governo e che spesso gli ha fornito un alibi per le sue misure più controverse. Le dimensioni della vittoria di Orban non erano ancora definitive nella tarda serata di ieri, scrive il Corriere della Sera, mentre in questo momento l'agenzia ANSA dà conto di una notizia appena battuta: sequestro da 13 milioni di euro al clan di Camorra dei Casalesi. La direzione investigativa antimafia di Napoli sta eseguendo un sequestro di beni riconducibili all'ex responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Casal di Principe. E poi ancora in primo piano sull'ANSA in questo momento alta tensione in Ucraina, occupazioni e scontri, centinaia di insorti filorussi in alcune città russofone dell'Ucraina orientale continuano a occupare edifici pubblici conquistati ieri, a prenderne altri. E poi c'è un titolo su Salvini, fuori o li liberiamo noi, il segretario della Lega Nord a Verona per la manifestazione di solidarietà. Le galere sono fatte per i delinquenti e i mafiosi, non per i padri e le madri di famiglia, così
L'agenzia ANSA di stamani riassume le parole di Salvini ieri a Verona. Mentre, tornando brevemente al Corriere della Sera, c'è anche da segnalare nella pagina degli esteri l'articolo di Michele Farina su un ospedale modello dell'Africa, in realtà uno scandalo targato Nazioni Unite. L'associazione Oxfam accusa la banca, una delle più importanti organizzazioni non governative mondiali, Oxfam, accusa la Banca Mondiale per il piano Lesotho. Una delle maggiori organizzazioni non governative internazionali, la Oxfam, ha investigato su un progetto sanitario che la World Bank, la Banca Mondiale, propone al mondo come esempio da seguire. Al contrario, neve, AIDS e povertà. Il montagnoso Lesotho è uno dei pochi paesi africani dove nevica spesso e tra i più poveri al mondo. 10 bambini su 100 muoiono prima di vedere 5 inverni. Le aspettative di vita si fermano a 50 anni. Il 25% delle donne è sieropositivo. La World Bank, che è un po' la banca dell'ONU, sostiene di aver fatto al piccolo Lesotho un bel regalo da esportare in tutta l'Africa. Un ospedale modello, 425 posti letto, partnership pubblico-privato. Oxfam, una delle più importanti ONG al mondo, ha scritto un rapporto per dimostrare che si tratta di un regalo avvelenato. Il Corriere della Sera, con un ristretto gruppo di giornali come Guardian e Financial Times, ha letto in anteprima il rapporto Lesotho in cui Oxfam denuncia la Banca Mondiale e l'IFC, il suo braccio per gli investimenti nel settore privato, chiedendo un'inchiesta indipendente e proponendo di fermare la creazione di altri ospedali come quello che sta portando alla bancarotta il povero Lesotho. Quell'ospedale è uno scandalo, dice la direttrice di Oxfam International, Winnie Bianmaya. Un'inchiesta dovrebbe valutare se ci sia stata anche corruzione. Di certo quell'affare ha reso più poveri i poveri, più ricchi gli investitori di Netcare e Tsepong. Il modello finanziario promosso dalla Banca Mondiale è fatto in modo da garantire ai privati un ritorno del 25% e un guadagno del 7,6% maggiore al capitale iniziale. I privati sono un gruppo principalmente sudafricano. Nel 2026 il Regina Mamohato di Maseru, capitale del Lesotho, passerà al governo questo ospedale, ammesso che il sistema sanitario pubblico nel frattempo non sia andato completamente a fondo. Per la gestione dell'ospedale aperto nel 2011, affidata al partner privato Netcare, una multinazionale, lo Stato spende 67 milioni di dollari all'anno, 3 volte i costi del vecchio ospedale, il 51% dell'intero bilancio della sanità. La lievitazione delle spese, dice la World Bank, è dovuta al fatto che un numero maggiore di pazienti si sono rivolti all'ospedale, ma la Oxfam contesta questa versione. Infine, andiamo brevi, siamo già alle 9:31, non c'è altro da segnalare a dire il vero se non dalle pagine di cronaca l'arresto di un diplomatico italiano, il nostro ambasciatore, scrive il Corriere, in Turkmenistan, nel resort con i bimbi adescati. L'accusa: i piccoli hanno tra 6 e 11 anni. Il Ministero promette massima trasparenza. Arrestato in questo caso un ambasciatore, appunto, Daniele Bosio, 46 anni, dal 2 dicembre scorso primo ambasciatore italiano in Turkmenistan, è stato fermato mentre era in compagnia di bambini tra i 6 e gli 11 anni. L'ipotesi di precedenti segnalazioni, ma si difende al telefono con il Corriere della Sera l'ambasciatore: non sono un pedofilo, volevo solo farli divertire portandoli alle giostre. Non ho nemici per cui non voglio parlare di fango, non so cosa possa essere successo, chiarirò tutto. Poi c'è anche il ritorno in aula di Stasi, mercoledì l'appello per il delitto di Garlasco, dal cappello alla bicicletta, gli 8 punti ancora da chiarire. Noi ci salutiamo qui, buona mattina a tutti, buon lunedì da Giulio Cainarca.